sere ad Utiu. Sbaraiate dalle polizie slovene in collaborazione con quelle italiane e cravoate una bande di 6 persone che portavano in maniera illegale migranti dalla Bosnia in Italia. Per la prima volta sono stati pandus anti-IBES che domandavano di 4 a 5 mila euro per il viaggio dalla Bosnia all'Italia, fino a poco di più di 300 euro per passare la Slovenia dalla Croazia all'Italia. E dopo l'overdose di due giovani di 20 anni che avevano partecipato a una festa musicale in Plantiavalle, dopo che sono finiti in coma, il questore di Pordenone ha ordinato la sospensione delle licenze per gli organizzatori del picnic Chilometri Zero, che non erano in regola con i requisiti per i spettacoli pubblici. Giusto dentro della manifestazione, i giovani si erano scambiati la droga. In tre di loro giravano in maniera sospieta framiece e ombrellons sulla spiaggia di Graul di Ferragosto. Un di loro è stato arrestato ai carabinieri con l'accusa di tigni sostanze narcotiche con chedi spacialis. È stato trovato in tor dosis di droghe, un tiro pugnis e una pistola di zuaccia in il tapon rosso. Avrà di rispondere anche di porte di armi abusive e ricettazione. Al PAC un connazionale con una bottiglie e SPAC El Nas, un cittadino pakistano di 28 anni irregolare, alla cirut di stiampà quando sono arrivati gli svolanti della polizia, ma è stato bloccato e è finito in manetti per lesioni e resistenze. Alle Siccidut Martars, dopo di mezz'ia, Udin in tal park, martiri delle foibe, gli è stato consegnato il decreto di espulsione con l'ordine di lasciare il territorio nazionale dentro 7 dis. Con l'arrivata di una femmina vaccinata dome con la prima dose arrivano a 10 pazienti con Covid e ricoverati alle terapie intensive dal Friuli Vignese Giulia. Intanto che calino a 26 ricoverati in cura in che hai 3 reparti UE in regione su 100.184 tampons FAS e sono saltati fuori 60 bot nuovi infettati, positivi anche un miedi e una persona tornate dalla Macedonia e dal nord. Non si registrano morti. Il gruppo Danieli di Buria l'ha regalata alla clinica pediatrica dell'ospedale di Udine un ecografo di ultima generazione, al coventerà per fare diagnosi più precise in manco il tempo, grazie alle tecnologie innovative doprate per misurare la funzionalità degli organi. Il contributo di aziende sanitarie alla dita il vicepresidente della regione Riccardi non è mai superficiale, ma va in fonte a qualcuno degli aspetti più delicati dalla società. Per il prossimo fin di settembre si spietta il grande esodo di agosto per tornare a Chiase. Si calcola che sulla A4 e sulla A23 passeranno 20.000 persone che torneranno in Daur dagli vacances. A questi bisogna zontare turisti che partissero viaggi, spazi e città di arte. In tutto si provvedono 1.800 e 6.000 persone. Passato la giornata di sabato, 4 in più rispetto alle stesse giornate di Doins in Daur. I due tras di Akar più lunghi dal mondo, unici dalla loro complessità, sono stati fabbricati in 4 stabilimenti furlans dalla Cimolai. E misura in 170 metri e pesa in 6.500 tonnellate per e sono stati destinati a una NAF di Rotterdam e passe un miliardo di persone si sono dati da fare per portare in denanche questo progetto, lavorando per i plui di Doin Science e Miec. E la storia secolare di Valvasone è stata contata in un progetto dal gruppo artistico Furlan e dell'amministrazione comunale non svele dal progetto il sindic Marcus Mormair. Una bella novità ne è arrivata dalla regione. Abbiamo comunicato il finanziamento tramite il gruppo artistico Furlan Medioevo Voleson, che è l'associazione che organizza la fiesta medievale che si tiene la prima settimana di settembre, un contributo che ne permetterà di ricostruire la storia dai cons di Voleson e poter fevelare dalla storia dal Friuli. Dentro tal cistella si potrà entrare con la possibilità di visitare gli stanzi e di assistere a una recita teatrale che racconterà la storia della patria del Friuli. Veramente una bella novità e non è l'ora di metterla in pratica per far conoscere il nostro paese.
È successo la sera passata per il concerto che Angelo Branduardi ha fatto sotto il Chistial di Udine dinanzi a 600 spettatori. Il cantautore e violinista l'ha sierato in spettacolo suonando cantante Schiarangelo e Marangelo. Sintinlu. Schiarazzule, marazzule, le lusigne, le crapule, le picciule, sinicciule, di polvare si tapule, lo schiarazzule, marazzule, con la rucule, la cocule, le fantate e un trapule, il fantato un trapolone. E la squadra di Ballon di Udine celebra i 125 anni di storia con un nuovo logo. Con la pidade di inviamento dalla partita di domenica contro la Juventus scominceranno i festeggiamenti perché speciale compleanno. La società Furlan è il secondo club più vecchio d'Italia e due in Serie A di 27 anni di file sempre sotto la stessa proprietà. Il logo celebrativo sarà adoprato sui numers dagli smais di gare per tutto il campionato. Anche per Usgnot alle dutte, allora mandi, arriviodisi.